Buonasera ai titoli di Sicilia 24. Arrestato un insegnante dell'istituto IACI di Messina con l'accusa di aver molestato uno studente minorenne. Spunta una seconda inchiesta parallela. Il docente sarebbe stato vittima di estorsione. A Palermo per lo stupro di gruppo chiesto giudizio immediato per i 6 giovani accusati della violenza su una 19enne al Foro Italico. La Polizia Postale di Catania scopre il giro di abbonamenti pirata per le Pay TV, indagate 21 persone nel blitz nazionale, coinvolte anche Catania, Messina e Siracusa. Arrestato un insospettabile pensionato di Niscemi che coltivava in uno scantinato 1000 piante di marijuana. Per illuminare la coltivazione rubava energia elettrica per 10.000 euro al mese. Il cibo di Natale secondo tradizione a Catania, anche i turisti affascinati dalle prelibatezze locali. Schermaglie all'Ars tra maggioranza e opposizioni sulla finanziaria. Un emendamento del Senato costringe la Sicilia a partecipare con 1.300 milioni di euro di fondi propri alla realizzazione del ponte sullo Stretto. 8 giovani studenti catanesi, gli United Beats, trionfano alla Sanremo delle scuole sul palco dell'Ariston. Calcio, la crisi del Catania, i rossazzurri perdono in casa contro il Sorrento. Dal mercato di riparazione è atteso un radicale cambiamento della rosa. Buonasera, eccoci col nostro telegiornale. 2 le inchieste sulla vicenda del docente di inglese dell'istituto IACI di Messina, arrestato dopo l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne suo studente. Francesco Triolo. Ci sarebbe un secondo filone di indagine nell'inchiesta sulla vicenda del professore Giulio Chiofalo, 35 anni, docente di inglese dell'istituto IACI, accusato del reato di atti sessuali con minorenni. Il fascicolo è aperto presso il Tribunale dei minori e riguarderebbe un tentativo di estorsione al quale il professore avrebbe detto di essere stato sottoposto da parte di alcuni ragazzi. Su questo stanno indagando i carabinieri, che avrebbero già sentito alcuni giovani come persone informate sui fatti sia dell'istituto dove insegnava nell'ultimo anno che di un liceo dove il docente ha insegnato negli anni passati. L'uomo da ieri notte si trova rinchiuso nel carcere di Gazzi, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita dai carabinieri che stanno portando avanti l'inchiesta scattata nello scorso ottobre, dopo la denuncia della madre di un 17enne che avrebbe avuto dei rapporti sessuali con l'insegnante. La donna si sarebbe insospettita dei regali costosi che il docente avrebbe fatto al giovane: scooter, telefoni cellulari, una PlayStation, regali prima per la richiesta di foto e video, poi per gli atti veri e propri. Un'inchiesta seguita personalmente dal procuratore facente funzione Rosa Raffa e dal procuratore per i minorenni Andrea Pagano, una brutta storia che i carabinieri stanno piano piano scoprendo anche dall'analisi di PC, smartphone e dalla messaggistica tra il docente e gli alunni prima e dopo gli incontri. Lo stupro del Foro Italico a Palermo, i magistrati hanno chiesto il giudizio immediato per i 6 maggiorenni del branco che per ore violentarono una 19enne. Lorena Dolci. Le prove sono ritenute evidenti, non ci sarà udienza preliminare, si va direttamente in aula. La Procura di Palermo ha chiesto il giudizio immediato per 6 dei 7 ragazzi accusati dello stupro della 19enne palermitana il 7 luglio scorso al Foro Italico. Sull'istanza chiesta dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Laura Vaccaro, adesso dovrà decidere il GIP. Nei confronti dei 6 maggiorenni, i magistrati dunque vogliono accorciare i tempi del processo. Quanto alle prove, lo stupro fu ripreso con il cellulare dal più grande del gruppo, di cui la 19enne era innamorata. Volevo stare solo con Angelo Flores, ha ribadito la ragazza, non volevo un rapporto di gruppo. Quei video sono oggi una delle maggiori prove a carico degli indagati, tutti ancora detenuti. La giovane, che li ha denunciati subito, li ha poi riconosciuti quasi tutti e ha già affrontato l'incidente probatorio. Ha raccontato di aver incontrato il gruppo alla Vucciria, di aver bevuto e di essersi allontanata con loro, raggiungendo un cantiere abbandonato al Foro Italico. Qui fu brutalizzata per ore, come ammesso dagli stessi imputati, registrati di nascosto, ma anche messaggi in cui si vantavano di ciò che avevano fatto. Adesso i 6 potranno chiedere il giudizio abbreviato, che darebbe loro diritto ad uno sconto di pena di 1/3. Il 7º, all'epoca minorenne, comparirà davanti ai giudici minorili. La ragazza vive oggi in una comunità protetta dove ha subito anche intimidazioni e critiche via social. Molte donne hanno paura di denunciare per vergogna, aveva scritto
in una lettera aperta. Non dobbiamo essere noi a vergognarci, ma chi osa sfiorarci senza il nostro consenso. L'Ordine dei Medici di Trapani ha chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento a carico del medico Alfonso Tumbarello che ha curato Messina Denaro durante la latitanza. E intanto vanno avanti le indagini e oggi sono stati confiscati a 3 imprenditori del Trapanese beni per 1,5 milioni di euro. In un giro di compravendite 200.000 euro sono finiti a chi si occupava appunto della latitanza del boss. Sentiamo il servizio. Una compravendita che avrebbe fruttato tanti soldi destinati alla latitanza di Matteo Messina Denaro. La vicenda fu scoperta nel corso delle indagini di DIE Carabinieri di Trapani, culminata nell'operazione antimafia Pionica. Il provvedimento odierno, eseguito dalla DIA, riguarda 15 immobili e un terreno di 60 ettari che si trova a Santa Ninfa nel Trapanese, valore complessivo della confisca 1,5 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso alla Corte d'Appello di Palermo nei confronti di 3 imprenditori di San Giuseppe Ato, Ciro Gino Ficarotta, il figlio Leonardo e il nipote Paolo Viverito. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato il provvedimento emesso alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. Ficarotta, il figlio e il nipote, nel marzo del 2018 furono coinvolti assieme ai boss di Salemi e Vita, Michele Gucciardi e Salvatore Crimi, in un blitz che fece scoprire come la mafia del Belice era riuscita a giudicarsi all'asta la tenuta di Giuseppa Salvo, moglie di Antonio Maria Salvo, nipote di Nino e Ignazio, esattori mafiosi di Salemi. Formalmente la tenuta era stata acquistata da Roberto Nicastri, fratello di Vito, soprannominato il re dell'eolico, e poi ceduta alla VF Agricola di Ficarotta e Viverito per 530.000 euro. Il prezzo di vendita reale dei terreni era notevolmente superiore a quello dichiarato negli atti notarili. Ciro Ficarotta avrebbe versato la differenza, circa 200.000 euro in contanti, nelle mani degli uomini di Cosa Nostra per la loro intermediazione immobiliare. Quei soldi sarebbero serviti per finanziare la latitanza di Matteo Messina Denaro. 21 le persone indagate, blocco immediato dei siti di live streaming delle più note piattaforme televisive. È il bilancio dell'operazione della polizia contro la pirateria audiovisiva. Emanuela Corsi. Una rete criminale dedita alla pirateria televisiva che operava in diverse città italiane, tra cui Catania, Messina e Siracusa. 21 persone indagate e blocco immediato dei siti di live streaming e del flusso illegale delle IPTV, Internet Protocol Television. È il bilancio dell'operazione contro i pezzotti dello streaming TV condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla DDA della Procura di Catania. Secondo le indagini, l'associazione criminale era organizzata in modo gerarchico, con ruoli distinti e ben precisi. Al momento le perquisizioni disposte dalla Procura distrettuale di Catania hanno consentito il sequestro di numerosi pannelli di controllo dei flussi IPTV che servivano oltre 50.000 utenti. Un giro che fruttava mensilmente svariati milioni di euro. Per eludere i controlli, inoltre, gli indagati facevano uso di applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi. Questi ultimi sono stati utilizzati anche per l'intestazione di utenze telefoniche, di carte di credito, di abbonamenti televisivi e noleggio di server. Su varie piattaforme gli utenti potevano anche sottoscrivere abbonamenti mensili sempre per la visione illegale dei contenuti. Oltre a Catania, Messina e Siracusa, la rete operava anche a Cosenza, Alessandria, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, Pisa, Lucca, Livorno e Bari. Per i 21 indagati le accuse sono di associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico, frode informatica. Arrestato per coltivazione di marijuana un pensionato di Niscemi, denunciato anche per furto di energia elettrica. Roberta Lunghi. C'era un inconfondibile odore di marijuana tra le vie del centro di Niscemi, un comune del Nisseno. Ad avvertirlo l'equipaggio di una volante della polizia che ha iniziato a insospettirsi tanto da coinvolgere l'intervento dei colleghi della sezione narcotici di Caltanissetta, per i quali è stato facile localizzare lo stabile dal quale proveniva quell'odore. Meno facile invece convincersi del fatto che proprio il 76enne che con fare circospetto entrava in quella casa fosse il coltivatore della piantagione che è stata ritrovata, sequestrata
tagliata ed estirpata nel piano interrato all'interno dell'immobile di proprietà dell'anziano, che è stato colto in flagranza e posto agli arresti domiciliari. Con stupore i militari si sono trovati davanti a un insospettabile professionista del settore che aveva ben 1100 piante con sistema per la coltivazione indoor altamente specializzato, munito di un impianto di irrigazione, illuminazione, aerazione e ventilazione professionali. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro e, come se non bastasse l'attività illecita scoperta, i militari hanno constatato, grazie ai tecnici Enel, che l'anziano, per garantirsi a costo zero l'illuminazione e il calore per la crescita delle piante, con fari molto potenti, aveva manomesso l'impianto di distribuzione, riuscendo a compiere un furto di energia elettrica stimato in 10.000 euro ogni mese, che si aggiunge alle accuse di coltivazione di marijuana. Sfiora il 30% il salasso che i siciliani devono pagare in più per volare, con rincari anche su bus e treni. E noi vi proponiamo la storia di giovani che devono raggiungere la Sicilia natale pagando prezzi alle stelle e di chi per questo ha rinunciato. Francesco Loi. Aiutateci, siamo fuori sede e vogliamo tornare a casa per Natale. Un biglietto aereo costa 400 euro solo l'andata. Lo denunciano anche Sansoni, lo vive chi viaggia per vacanza o necessità. Periodo di festa anche quest'anno significa caro voli. Decollano gli aerei, ma decollano anche i prezzi dei biglietti, nonostante l'impegno della regione. Volevo acquistare un biglietto aereo per tornare per le festività di Natale a Messina, ma i prezzi oscillavano tra i 200 e i 250 euro solo andata senza bagaglio. Ho deciso quindi di optare di acquistare un biglietto del treno di all'incirca 100 euro da Milano a Villa San Giovanni. Soltanto i residenti che arrivano da Milano o Roma diretti in Sicilia hanno uno sconto del 25% che diventa 50% per studenti, invalidi e persone a basso reddito, ma anche così il prezzo resta alto. Molte persone che conosco quest'anno hanno rinunciato a rientrare dalle loro famiglie o affronteranno fino a 24 ore di viaggio. Penalizzato chi torna in Sicilia da altri aeroporti. Lei per un Firenze-Catania andata e ritorno ha speso quasi 500 euro. Sono costati tra andata e ritorno 480 euro e se non li avesse pagati mio padre non sarei nemmeno potuta scendere. E così trascorrere le feste a casa significa mettere mano al portafogli ed uscire a cifre esorbitanti. Più volte il presidente della regione Schifani ha parlato di speculazione, invitando tutti alla mobilitazione sociale. Corsa contro il tempo per l'approvazione della finanziaria regionale. Il governo serra le fila puntando ad arrivare a chiusura entro la fine dell'anno, ma l'accordo non c'è e l'avvio dei lavori slitta a domani mattina, con il rischio che tutto scivoli a gennaio. Manlio Viola. Timidi segnali di trattativa fra maggioranza e opposizione all'ARS, ma la finanziaria rischia di slittare comunque a gennaio. Domani, dopo la messa di Natale, in programma alle 10 nella Cappella Palatina, i deputati si riuniranno a Sala d'Ercole per la prima seduta con all'ordine del giorno proprio la manovra finanziaria. Una seduta che si sarebbe dovuta tenere oggi pomeriggio. Si procederà con la discussione generale, poi dovrebbe essere approvato il bilancio interno dell'ARS, almeno questo è quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo. Lo slittamento a gennaio dell'approvazione sarebbe una iattura però secondo le categorie produttive che chiedono di approvare subito la legge di stabilità e comunque non oltre la fine dell'anno o per l'economia siciliana dicono saranno guai. A lanciare l'allarme sono le associazioni dell'artigianato siciliano preoccupate dalla battaglia annunciata all'ARS. Si rischiano contributi e pesanti conseguenze se ci saranno ritardi, conseguenze che secondo l'assessore all'economia Marco Falcone in termini di prodotto interno lordo dell'isola possono valere da 1 a 2 miliardi. È in questo clima che domani sarà dunque incardinata la finanziaria. Intanto a dare una scusa per la battaglia d'aula alle opposizioni è lo scippo compiuto ai danni della Sicilia, che parteciperà con 1 miliardo e 300 milioni di euro di propri fondi alla realizzazione del ponte sullo stretto, ma non lo farà di propria volontà. Vengono meno soldi per altre infrastrutture, ma i leghisti siciliani fanno muro e difendono la decisione del ministro Salvini, essenziale, dicono, per lo sviluppo della Sicilia, che passa dai collegamenti con il resto d'Europa. Una breve pausa e poi il Natale a tavola. Cosa sarebbe il Natale senza il cibo della tradizione? Anche i turisti a Catania sono affascinati dalle prelibatezze locali, mentre nonni e genitori vanno a caccia dei costumi di Babbo Natale per dare corpo ai sogni dei più piccoli.
Roberta Lunghi. La barba e l'immancabile pancione, naturalmente se scendiamo c'è anche il sacchetto con i doni. Questo è un Babbo Natale pronto a partire per il Natale 2023. Cosa sarebbe il Natale senza Babbo Natale in arrivo con un sacco pieno di doni? Resiste il mito romantico che anima ancora i sogni dei bambini, grazie anche a un esercito di nonni e genitori pronti a indossare il costume e sperare di non farsi riconoscere. Soprattutto i nonni che fanno sorprese ai nipotini con i loro regalini, pretendono di essere tutti coperti, non far vedere le mani, una bella barba, ci tengono tanto i nonni. E se non c'è Natale senza Babbo Natale, non può esserci Natale senza il buon cibo della tradizione, peraltro apprezzato anche da tanti turisti qui a Catania. Vengo dalla Sardegna, da Cagliari, ho comprato la crema, ho comprato il pesto, ho comprato il torrone, io amo il pistacchio e quindi pistacchio tutta la vita. E noi qui ci stiamo ingrassando, che siamo appena arrivati. Siete turisti? Sì. Da dove? Andiamo a Forlì. Fino adesso ho mangiato dei cannoli, cini. Tutto buono. Tutto buono. Domenica devo fare un risotto giallo con gli ossibuchi, che è un piatto milanese, però lo voglio fare per degli amici qui in Sicilia. Per noi siciliani potrebbe essere una buona variante a un pranzo o una cena natalizia, perché noi non lo usiamo tantissimo. Siciliano, non dico Catania, arrosto e mangia, carne di cavallo. Ma lei è informatissima. Arrosto e mangia, l'ha detto giusto. Lei il cibo lo regala anche, non so, i prodotti tipici? Sì. Cosa? Il cotechino, la lenticchia, le anguille. E regala il cibo, per esempio? Regalini, perciò. Tipo? Non cibo. Queste cose qui. Panettone non lo regala? No, neanche, sì. Torrone, queste cose. Tutto lei regala, è generoso. Un pochino. Il Natale dei regali, del cibo prelibato, ma anche di cose semplici e che fanno bene. Vita a cuore di frutta. Per i regali natalizi. Tante vitamine e tanta bontà. Grazie, Buon Natale! Da Trecastagni siamo in provincia di Catania al palco dell'Ariston. Si chiamano United Beats, hanno tra gli 8 e i 10 anni e con il singolo One Day hanno trionfato al Jeff, il Sanremo delle scuole. Li ascoltiamo nel servizio di Emanuela Corsi. Si chiamano Michele, Giordana, Esther, Greta, Francesca, Giulia, Alberto e Marco e assieme formano gli United Beats, una band di alunni dell'Istituto Comprensivo Ercole Patti di Trecastagni in provincia di Catania. Il gruppo di giovanissimi talenti ha trionfato a Sanremo sul palco dell'Ariston alla 24esima edizione del Jeff, il Festival internazionale della musica scolastica, con il singolo One Day. Questa esperienza a Sanremo è stata davvero emozionante, salire su quel palco davanti a migliaia di persone. È un'emozione che ti fa tremare subito le gambe. Io vorrei che questa band continui ancora per molto tempo. A scrivere la musica e il testo di One Day, Michele Zelanda, di soli 10 anni. La canzone One Day nasce un pomeriggio mentre che stavo suonando una canzone di Lucio Battisti. Ho preso carta e penna, mi sono messo a scrivere e sono riuscito a tirare fuori questa bellissima canzone. Dietro questa impresa la maestra Giovanna Monterosso, che da 24 anni insegna musica all'Ercole Patti. La cosa bella è stata anche fare passare il messaggio che non è tanto importante la difficoltà di quello che si sta facendo in quel momento, ma l'importante è costruire qualcosa insieme, facendo ciascuno quello che riesce a fare meglio. Arrivare ai primi a Sanremo, a un festival internazionale in competizione con altre circa 30 nazioni, per noi è stato veramente una grandissima soddisfazione. È un motivo di gioia per noi come comunità. Intanto devo fare i complimenti al dirigente, al corpo docenti e soprattutto al talento dei ragazzi. Dopo il successo di One Day, Michele e gli United Beats hanno in cantiere una nuova canzone che parla della guerra, vista con gli occhi di un bambino. Tutto quello che sta succedendo ora, la guerra in Israele, la guerra in Ucraina, allora ho deciso di scrivere questa canzone per sensibilizzare, ecco. Una pausa e poi il calcio.
Per il calcio, un Catania che non sa più segnare, perde in casa 1-0 con il Sorrento. È l'ottava sconfitta stagionale, la quarta al Massimino. A gennaio ci saranno tanti cambiamenti. Marco Carli. Il deserto del Massimino, vuoto dopo le decisioni seguenti alla partita col Pescara, fa il paio con il deserto in zona gol del Catania. Senza Di Carmine infortunato e Sarao sul mercato e con Dubiscas fra i prossimi partenti, Lucarelli schiera De Luca in avanti, ma per la seconda volta consecutiva in campionato i rossazzurri restano all'asciutto. E il problema non è solo questo, sta come sempre nell'atteggiamento della squadra che sbaglia approccio e che piano piano consegna la partita al Sorrento. Sta nel fatto che al primo vero tiro in porta gli etnei prendono gol, è successo pure con i campani. De Francesco conclude da grandi distanze e trova un poco reattivo Beters e la rete dello 0-1. Nella ripresa il Catania ci prova in modo poco ordinato, ma il gol non arriva, anche in situazioni che appaiono più che favorevoli. Lucarelli schiera anche 4 punte contemporaneamente, ma senza risultati. Le somme le tira Rocca. Non possiamo neanche mancare dal punto di vista dell'atteggiamento, come è successo oggi, soprattutto il primo tempo, perché ci siamo fatti mettere sotto degli avversari e questo, soprattutto in casa, non deve succedere. E diverse volte in diverse partite abbiamo sbagliato da questo punto di vista. 8 sconfitte in 18 partite, il girone d'andata disastroso del Catania raccontato in cifre. Ora Benevento e poi col mercato tanto cambierà in una squadra senza mordente. Se prendiamo le prestazioni di Messina e di oggi, chi rimane a Catania? Se non siamo neanche con le gambe e con la testa completamente recuperata, diventa complicato. Questo lo sappiamo, però io sono, molto lucido, nel senso che ho già capito tutto, quello che c'era da capire ho già capito tutto. Manuel Sarao non è più un giocatore del Catania, il club rossazzurro ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto. Notizie della Coppa Italia di Serie C, Rimini Catania, Lucchese Padova, sono questi gli accoppiamenti delle semifinali della Coppa Italia di Serie C in programma il 24 gennaio e il 28 di febbraio. Il Catania, prima squadra ad essere estratta dall'urna, giocherà l'andata in trasferta e il ritorno in casa. Le vincenti si sfideranno in finale il 19 marzo e il 2 aprile. La vincente di Rimini Catania giocherà la finale di andata in trasferta e la gara di ritorno, quella in cui si assegnerà il trofeo in casa. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona serata.